Parte ufficialmente l'operazione dei Penalty Awards 2025. Lo facciamo in questa puntata con i ricordi delle passate edizioni. Pertanto buona visione e ci vedremo dopo per i saluti finali. A volte guardo le mie mani, mi chiedo se davvero potevo far di più. A volte guardo nello specchio, il volto che riflette non mi somiglia più, non mi somiglia più. Non mi somiglia più.
guardo il mio obiettivo e se non mi avvicino non ci arriverò più. A volte guardo il mio domani, se non mi do da fare non ci sarà più, no, non ci sarà più. E non ci sarò più. Se non viene da me vado a prenderlo io, questo mondo che sei, il destino è davanti o dietro di me, non lo so dove andrò, che farò. Se non viene da me vado a prenderlo io, questo mondo che c'è, il destino è davanti o dietro di me, non lo so dove andrò, che farò. A volte per un'eccezione sacrifico la regola di non pensarci più. A volte cado in 1000 pezzi e quando li raccolgo non combaciano più, non combaciano più. Non combaciano più. Se non viene da me vado a prenderlo io, questo mondo che c'è, il destino è davanti o dietro di me, non lo so dove andrò, che farò. Se non viene da me vado a prenderlo io, questo mondo che c'è, il destino è davanti o dietro di me, non lo so dove andrò, che farò. E con le mie forze sfiderò il buio e le lacrime, cavalcherò i draghi dentro di me, accenderò il cielo e lo raggiungerò, io lo farò. Abbiamo il premio personaggio TV che questa manifestazione assegna per questo 2017 a Massimo Minutella, che invito qui sul palco. Penalty Awards, premio personaggio TV dell'anno. Massimo Minutella, eccoti qui, da Palermo, da Palermo. Allora Massimo, sei un volto conosciutissimo a Palermo, apprezzato e conosciuto anche, devo dire, qui nel catanese, ma io posso sapere, vorrei sapere, ma cioè, tu che tipologia di presentatore sei, ti senti di essere? Perché sei poliedrico. Beh, intanto buonasera, grazie per l'invito e forse anche tanta roba questo premio per me. Ah beh, insomma, non mi sono mai posto questo quesito, dico sempre che faccio il parcheggiatore abusivo. Vabbè, poi tu... Io gioco dicendo questa cosa qua, anche perché sono stato proprio in fondo, ho visto tantissimi giovani, tra virgolette, dilettanti, e spero che si possa togliere questa dicitura dilettanti e se ne possa trovare un'altra, perché quando ci metti il cuore, la passione, l'entusiasmo e la gente poi va anche in questi piccoli stadi, perché chiamarlo dilettantistico? Chiamatelo in un altro modo, trovatelo, dico ai presidenti, a chi di dovere. E quindi nel mio caso a Palermo, in Sicilia, quando dice Minutè, ma che travaglio fai? E dice, io lavoro in TV, bello, ma come campi, capito? Solita battuta. E allora in qualche maniera mi definisco parcheggiatore abusivo per questo motivo. Vabbè, ma non sei un parcheggiatore perché la tua casa Minutella è diventata cult ormai. Sì, guarda, sono molto contento proprio stasera stare qui, in qualche maniera per me anche sintomatico del fatto che quest'anno festeggio 10 anni di attività e non me l'aspettavo. Sono molto contento perché arrivare a 10 anni per me, poi sai, ogni anno finisci, non sai mai se si ricomincia o meno, e quest'anno per me ricominciare è stato bello, importante. E noi per questo ti diamo e ti consegniamo il premio personaggio TV dell'anno, Massimo Minutella. Insieme naturalmente alla bella bottiglia di Spinamara, che è il digestivo tutto siciliano, che quando tu l'assaggerai dirai non è possibile che viene da questa bella terra siciliana. No, invece lo dirò, perché le cose belle devono arrivare dalla nostra terra, quindi se lo berrò e mi piacerà sarò ancora più contento nel dire che arriva dalla Sicilia. Posso fare un ringraziamento? Assolutamente sì. Allora,
Ci sono due persone che voglio ringraziare, perché se sono arrivato stasera a prendere questo premio, personaggio televisivo dell'anno, e ripeto anche troppo, voglio dedicare tutto questo a due persone, si chiamano Chiara e Federico, Chiara e Fefo, questo è per voi, grazie. Grazie, grazie a Massimo Minutella, grazie a Massimo Minutella. Come bella la luna stasera, sembra quasi che voglia cadere giù. E tu che non hai voglia di uscire e di parlare più. Sei giù, guardi fuori, accendi sigarette e ti sembra un film, uno di quei film di mezzanotte. Scrivi sopra i jeans quelle frasi tipo peace and love, peace and love. Che sei bella stasera, perché non mi rispondi? Rispondi più. E tu parli con la tua amica, quella un po' scema, dicevi tu a me, mentre io ti aspetto e piove forte e ti sembra un film, uno di quei film di mezzanotte. Scrivi sopra i jeans quelle frasi tipo peace and love, peace and love, peace and love. E ti sembra un film, uno di quei film di mezzanotte. Quelle frasi tipo peace and love e ti sembra un film, uno di quei film di mezzanotte. Scrivi sopra i jeans quelle frasi tipo peace and love, peace and love, peace and love. Peace and love, peace and love, peace and love. Peace and love, pace e amore, Seba, che ritrovo dopo 25-30 anni. Ah, vuoi fare un selfie anche tu? Vuoi essere tecnologico? Lo tieni tu? Sì, lo tengo io, aspetta un attimo. A te, questo lo possiamo tenere qui. Devi spiegare cosa? Spiegami, perché è carina questa cosa. Allora, la mia carriera inizia in questo teatro, circa 20 anni fa. Addirittura. E quindi quando tu mi hai detto vieni al teatro alla Garibaldi di Enna, io ho detto guarda, nonostante sono in studio, tu lo sai, stiamo finendo il disco, dovevo in qualche modo ricongiungermi con un posto che mi ha portato fortuna. Quindi grazie al teatro di Enna, a Enna e a questo teatro, se alzate le mani vi faccio un bel selfie. Ah, che bella questa cosa. Bene. Ok, e questo va subito sulla mia pagina. Bene. Grazie ancora, un bacio a tutti. Grazie Seba, buona estate e buon successo, grazie. Ora c'è un premio, secondo me meraviglioso, che è il premio dedicato alla carriera. Alla carriera perché, la figura che adesso salirà sul palco ha veramente legato il suo nome a tanti successi, anche nel mondo del calcio dilettantistico. E allora a questo punto mi sembra doveroso presentare il premio alla carriera ed invito qui sul palco il vincitore, ovvero Mario Marino.
Penalty Awards, premio alla carriera sportiva. Buonasera direttore, eccoci qui, eccoci qui. La carriera dirigenziale soprattutto, ma anche calcistica a suo tempo. Ultimamente quella dirigenziale, insomma, hai avuto la bravura anche di legare il tuo nome a tanti sogni di tante realtà dilettantistiche. Sì, però volevo solamente puntualizzare, il premio alla carriera non vuol dire abbandonare il calcio. Assolutamente. Un premio per i saluti, sono ancora attivo e spero di prendermi ancora delle grosse soddisfazioni nel calcio. E sicuramente arriveranno queste soddisfazioni. Ti premiamo con un tuo amico carissimo, ma è anche e soprattutto un amico di Penalty, ovvero il giornalista Franco Anastasi, che invitiamo qui sul palco. Eccolo qua Franco Anastasi, presenza annuale all'interno della nostra manifestazione. Il primo anno addirittura ha vinto lui il premio Stampa e quest'anno invece, insomma, la sua presenza è legata alla consegna di un premio importante alla carriera a un amico carissimo. Ciao, ciao caro. Allora, battuta veloce. Hai scritto male di Mario Marino? Qualche volta sì. Ma allora scusa, cambiamo chi deve premiarti? No, vabbè, ci mancherebbe. No, con Mario ormai siamo amici da 40 anni, lo possiamo dire, ci vogliamo bene, siamo più che amici. E questo premio, che comunque non è soltanto per quello che ha fatto e sta facendo nel Catania, perché Mario ha vinto un sacco, prima riposto, giarre, Acireale, imbattuto la Cireale. Quindi, siccome sono contento di essere qui a premiare Mario Marino, che non è solo un dirigente ma un amico fraterno. Siamo assolutamente tutti d'accordo. Allora consegniamo il premio alla carriera a Mario Marino, lo consegniamo grazie a Franco Anastasi. Eccolo qua il premio a Mario Marino. Facciamo un applauso a questo importante dirigente del calcio italiano, non soltanto siciliano, e insieme alla targa abbiamo la bella bottiglia dell'amaro Spina. Com'è? Spinamara. Sicuramente arriverà anche per te. Eccola qui, la consegniamo, un nostro sponsor partner, è un amaro buonissimo, serve anche per rallegrare qualche pomeriggio che spesso e volentieri va male, però insomma in questo momento non va male niente. Consegniamo anche a Franco Anastasi il ricordo della presenza all'interno dei Penalty Awards. Grazie. Dobbiamo assegnare un altro premio speciale e devo dire che è uno dei premi più ambiti, perché insomma, guardando lo storico di questo evento, abbiamo avuto modo di segnalare e premiare alcuni tra i giornalisti più importanti d'Italia. E questo premio si chiama proprio Premio Stampa e quest'anno viene assegnato ad un palermitano, ad un collega di Gold 78. Sono doppiamente contento che ciò avviene, proprio perché insomma la produzione Play Village e Biz 095 ormai ha instaurato questo rapporto diretto con Gold 78, quindi sul palco dei Penalty Awards ci lusinga la presenza di un altro collega palermitano. Il premio Stampa 2018 va a Simone Alibani. Ciao Simone. Poi è chiaro che quando parlo di Simone parlo anche di tutta la tua trasmissione, di tutta la redazione che segue da anni il Palermo. Siete la voce del Palermo, la vostra trasmissione è seguitissima e devo dire che è seguita anche a Catania, perché chi ama lo sport insomma abbatte le bandiere e guarda soltanto il marchio Sicilia. Ciao Ettore, benvenuti a questa bellissima manifestazione e grazie per l'invito. Ovviamente dico in due parole che sono lusingato di questo premio che voglio condividere, come ricordavi tu, con tutta la redazione di Gold 78, in particolare di Diretta Stadio, quindi con i nostri editori Paolo e Gabriele Raffa, i nostri super tecnici, perché noi ci mettiamo il faccione, ma dietro le quinte c'è un grande lavoro, quindi ringrazio Roberto Lombardo, Salvo Tabita e Nick Giuliano e ovviamente gli altri colleghi che fanno parte di questa famiglia. Dico famiglia perché solitamente no, in questo ambiente ci sono le antipatie, le simpatie, eccetera. Noi siamo riusciti oramai da quasi 9 anni a fare gruppo
Questo è una cosa veramente che mi riempie di orgoglio, perché oramai ci vediamo anche fuori dal contesto delle trasmissioni, e grazie veramente per avermi invitato, aver pensato al mio nome, a te e a tutta la commissione. Grazie, grazie. E a premiarti è un amico di Penalty, un amico che insomma segue la nostra manifestazione ormai da sempre, addirittura il primo anno è stato lui il vincitore come premio stampa, ed invito qui sul palco Franco Anastasi. Consegniamo a Franco Anastasi la targa, che a sua volta la cederà a Simone, che è ufficialmente il vincitore del premio stampa 2018, Simone Alibani. È una grande soddisfazione pensare di passare il testimone anche ai ragazzi che seguono un'altra Sicilia, quella palermitana, e tu che sei un giornalista catanese non fa nessuna polemica, lo so, però insomma un po' ti spiazza, o sbaglio? No, non mi spiazza per nulla, anzi sono contento, perché premiare un giovane per uno anziano come me è sempre motivo di prestigio. Bene, allora siamo contenti, ringraziamo Simone, un saluto. Certo, vieni qui. Una cosa rapida. Era uno spettacolo commentare una Serie A con Palermo, Catania e Messina. Io da sportivo, indipendentemente da quelle che possono essere, perché siamo esseri umani, dobbiamo deontologicamente cercare di essere oggettivi nell'analizzare le performance. Io ricordo un grandissimo gol, pur seguendo quotidianamente il Palermo, di Mascara nel derby con il Palermo. Ricordo le prodezze di Corini, ricordo le rovesciate di Zampagna. Tutti vanno a celebrare la rovesciata di Cristiano Ronaldo, che ovviamente arriva in una semifinale di Champions League, però Zampagna secondo me anche in Serie A le faceva meglio alcune. No, scherzi, ricordo Riganò nel Messina. Voglio dire, è uno spettacolo, e speriamo che lo sport in Sicilia possa tornare ad altri livelli. Un'ultima cosa: mi ha accompagnato la mia ragazza e la volevo ringraziare, perché poverina ogni settimana deve sorbire insomma tante partite che devo vedere per lavoro, e un ringraziamento anche alla mia famiglia. Grazie ancora. Grazie. Consegniamo anche a Franco Anastasi il riconoscimento e il ricordo di questa sua partecipazione alla 5ª edizione dei Penalty Awards. Battuta finale? Che devo dire? Sono sempre qui, io ti ringrazio per l'invito, sono sempre disponibile, e quindi niente, ancora in bocca al lupo alla tua trasmissione per tanti anni ancora. Lasciami almeno un sogno, tutto il resto l'hai già preso. Di te ho bisogno, però vorrei non fosse vero. Ho fatto tanto, quello che non avrei dovuto fare mai. Ho seminato le mie carezze sul tuo corpo, contaminato le mie ragioni col tuo torto. Ho esagerato ed ho sbagliato con il mio volerti troppo. Più non posso, ci riesco, nemmeno adesso, che servirebbe al nostro amore, alle tue specie, a dare vita alle promesse che da sempre sono le stesse. Di più non posso, non mi è permesso, non me la sento di continuare a sceneggiare la commedia di un amore che va via. Ma lasciami almeno un sogno, dammi un'importanza e un peso in ogni tuo discorso. Non dire
dire mai che ti ho deluso, ma di che in fondo nessuno come me ti ha più saputo amare. Io non ti sposto dall'ultimo avamposto del mio cuore, dal mio percorso dove ti ho fatta camminare. E come adesso mi chiedo spesso perché non mi sei più addosso. Di più non posso, non ci riesco, non son capace, non son disposto ad inseguirti a stare male, a consolarmi coi residui dei tuoi ultimi sorrisi, così non posso, non ci riesco, non me la sento a incoraggiarmi quando ormai non serve più. Ho dato troppo, ho avuto niente e ti amo ancora inutilmente, così non posso. Ho dato troppo, ho avuto niente, ma ti amo ancora inutilmente, così non posso. Così non posso. Ed invito qui sul palco il gruppo, per esempio, vincente di Wisport, ovvero Claudio Costanzo e Antonio Caroè, insieme a Federica Zammataro, Calcedonio Iacuzzo e Antonino Di Fede. Eccoli qui che arrivano. Wisport, che è stata la numero 1 e lo grido ad alta voce. Complimenti a Claudio, ho visto crescere questo progetto e mi è piaciuto senz'altro. Federica, beh, la conosciamo tutti, volto bellissimo. E poi abbiamo anche Antonino Di Fede. Abbiamo Calcedonio che dovrebbe raggiungerci, eccolo qua che sta arrivando. Nel frattempo avviciniamo un pochettino più al centro, ragazzi, voi dovete essere anche protagonisti, siete stati protagonisti con la vostra penna e con le vostre immagini. Antonino, hai raccontato il sogno della Don Carlo Missilmeri, quello dell'oratorio San Ciro e San Giorgio, ed è la dimostrazione che è stata per te anche una stagione fortunata. Sì, stagione fortunata per me, abbiamo raccontato tante partite, ho raccontato partite dall'eccellenza alla terza categoria, perché anche quei campi polverosi a volte fanno sognare. Io credo che insieme a questi ragazzi appassionati, insieme a te, anche tutti noi, tutti quelli che stanno magari anche dietro, sono una componente importante di questo mondo, siamo un tassello importante di questo puzzle, quindi investite su quella che è la visibilità mediatica, lo dico a tutte le società perché è veramente utile. Siamo in un mondo moderno in cui non possiamo rimanere indietro da questo punto di vista. Un bel messaggio promozionale, complimenti. Nell'accoppiata Wisport mi metto al centro perché loro sono sempre uniti, ogni tanto mi ci metto così vi divido. Inizio con lui che è un po' più giovane. Antonio, anche tu quest'anno insomma una bella esperienza anche con il Città di Messina in Serie D. Sì, è stata una bellissima esperienza quella della Serie D, ovviamente il ringraziamento particolare lo faccio a Claudio che è il mio socio che mi ha fatto entrare in Wisport e sono stati 3 anni fino a questo momento bellissimi in forte ascesa, mi unisco all'appello del collega. È il momento che anche in Sicilia si inizia a investire seriamente dal punto di vista della comunicazione sportiva anche sul web e soprattutto sul web perché Ettore tu lo sai perfettamente, è quello il futuro e le società, sono contento perché alcune società l'hanno ben capito, molte altre ancora no, ma sono fiducioso che ci togliamo soddisfazione ancora.
Anch'io sono pienamente convinto in quello che hai detto. WeSport nata un paio di anni fa, mi ricordo il primo vostro vagito, abbiamo fatto una lunga chiacchierata e io ti ho detto continuate ragazzi perché farete i numeri, e i numeri quest'anno sono arrivati. Sono arrivati anche perché abbiamo avuto la fortuna di trovare società che appunto hanno investito su di noi e che abbiamo accompagnato lungo il loro percorso. Un esempio su tutti mi viene in questo momento è stato il Marina di Ragusa, ma tante altre società. In settimana col Canicattì abbiamo iniziato a collaborare anche con società fuori dalla Sicilia, e questo per noi è la nostra vittoria. Ieri avevamo una telecamera sperduta all'Ercara Friddi, l'unica, e queste sono le nostre vittorie, quando contemporaneamente eravamo anche a registrare lo spareggio tra Biancavilla e Canicattì. È vero, poi mi è piaciuta moltissimo la tua telecronaca del quasi spareggio tra Marina di Ragusa e Sporting Palazzolo, le tue grida di gioia anche, a prescindere da chi vinceva, e questa era la cosa più bella. Una donna che parla di calcio, non ti faccio la solita domanda ogni anno, ma dico che sono ancora una volta piacevolmente sorpreso e sono contento che insomma tu sia presente sul palco dei Penalty Awards, a detto stampa del Paternò-Calcio, ma quello lo mettiamo da parte perché voglio sentire in 30 secondi dove andrà il calcio dilettantistico già a partire dalla prossima stagione. Io spero che vada sempre più in alto e che ci sia sempre questo spirito, questa voglia da parte di tutte le società. Ora, al di là poi del Paternò Calcio, come dicevi tu prima, c'è molta sofferenza, l'abbiamo visto, lo tocchiamo tutti con mano, lo possono confermare anche i miei colleghi, però noi con la nostra penna, con la nostra voglia, insomma, ci facciamo sentire e speriamo di farci sentire sempre con la massima correttezza, coerenza e naturalmente nel pieno rispetto della verità. Bravissima, in 30 secondi sei riuscita a dire tutto quello che di giusto dovevi dire, complimenti. Calcedonio, invece tu parli poco perché tu sei uno che veramente parla poco, secondo me in genere nella vita, però poi fai i fatti perché con la tua telecamera vai a pescare sensazioni di un calcio bello come quello per esempio del Canicattì di quest'anno, ma anche di tante altre società dell'Agrigentino che vive anche una sofferenza spesso e volentieri di strutture disagiate. Agrigentino, ma anche nisseno, dato che io sono un nisseno, con la speranza che ritorni il calcio vero, dopodiché abbiamo visto la Sanghetaldese che quest'anno è retrocessa, con la speranza che ci sia una nuova Nissena a risalire la china, magari in categorie prestigiose. Ecco. Noi ce l'auguriamo perché è giusto che Caltanissetta e Agrigento abbiano più di una realtà. Abbiamo una targa ricordo per tutti i 5 amici giornalisti che sono venuti a trovarci qui all'interno dei Penalty Awards: Calcedonio Iacuzzo, Federica Zammataro, Claudio Costanzo, Antonio Caroè di WeSport ed infine Antonino Di Fede che ha un suo canale che è molto seguito soprattutto nel palermitano. Grazie ragazzi per essere stati con noi, continuiamo, mi piace questo insieme, continuiamo così perché probabilmente hanno anche bisogno di noi. Dico bene? Grazie, grazie ancora, grazie ragazzi, grazie Calcedonio. Dimmi perché vivo a mezz'aria, nero a metà e mi manca l'aria. Dimmi perché ci si sente soli se intorno a noi sento grida e rumori. Io non ho smesso di sognare, mi è costato dolore, ma lo dedico a te, che illumini il mio cielo. Tu sei la meta su questo sentiero. Dimmi perché mi sento spento, un'anima dispersa nel tempo. Io non ho smesso di sognare, mi è costato dolore,
Allora, all'interno della nostra manifestazione ci sono 5 premi speciali. Il primo che andiamo a presentare è legato al mondo del giornalismo. Ogni anno noi di Penalty vogliamo premiare un giornalista, lo facciamo grazie naturalmente alla collaborazione di tutta la redazione di Penalty, che ha tirato fuori un nome anche per quest'anno. E allora invito qui sul palco per ritirare il premio stampa per quanto riguarda i Penalty Awards Attilio Scuderi. Penalty Awards 2017, quarta edizione, un'esclusiva Play Village. Buonasera Attilio, allora ci siamo. Tra l'altro l'anno scorso sai benissimo chi è salito su questo palco per quanto riguarda la stampa, no? Un amico che conosci molto bene. Sì, credo di sì, aiutami perché il premio... Parliamo di Sky? Parliamo di Peppe Di Stefano, sì, Peppe Di Stefano è stato mio collega anche a Catanista, in radio, ci siamo divertiti tanto e per tanti anni. Bene, certo tu racconti un po' il calcio professionistico, lo fai sempre in maniera molto puntigliosa, diretta. Il calcio dilettantistico, il calcio professionistico, mentre il calcio dilettantistico sai benissimo che ha tutto un altro mondo, o sbaglio? Il vero calcio, secondo me, il calcio dove può nascere il campione, dove anche le grandi squadre secondo me dovrebbero osservare sempre di più, oltre a curare sempre di più i vivai. È il calcio dove si fanno i grandi sacrifici la domenica, dove non c'è il calcio magari patinato e tutto d'oro, dove la scarpetta pesa, dove i terreni è difficile giocare. Dove ci sono tanti sacrifici anche da parte delle famiglie, no? Non solo, e dove anche il gesto tecnico secondo me viene esaltato ancora di più, perché certe volte trovi dei campi così gibbosi che è difficile anche controllare la sfera. È vero. Allora, premio stampa dunque per Attilio Scuderi, ed invito qui per consegnare il premio il presidente della FIGC, no, il presidente dell'AIAC di Catania, José Sorbello. Non sei ancora un presidente della FIGC, sei un presidente dell'AIAC. Ciao, ciao José. Allora, battuta veloce anche con José, l'AIAC come al solito in prima linea patrocina questo evento, questa manifestazione che vuole giustamente premiare il massimo per quanto riguarda il mondo dilettantistico. Però collegandoci un po' al discorso che diceva Attilio, è anche vero che è veramente un mondo totalmente diverso rispetto a quello dei professionisti. È un mondo diverso, ma insomma ha in comune la palla sferica, quindi poi viene raccontato da tantissime persone e coinvolge tantissimi giovani, quindi bisogna avere un'attenzione particolare per questo mondo e non pensare soltanto ai divi del professionismo, e quindi l'attenzione deve essere posta sia da parte nostra, gli addetti ai lavori, ma anche dalle istituzioni, come diceva poc'anzi il Presidente della Federazione. Le amministrazioni pubbliche, le istituzioni devono fare di tutto affinché si possa creare intorno a strutture, ad ambienti, un momento di socializzazione. In questo mondo individualistico, insomma, bisogna tornare a stare insieme e non a stare con lo smartphone dalla mattina alla sera. È giusto, è giusto. Allora arriva subito la targa da consegnare ad Attilio Scuderi, chiaramente sarà José Sorbello a consegnarla. Premio stampa per quanto riguarda i Penalty Awards ad Attilio Scuderi. Grazie. Abbiamo anche una targa per José Sorbello, in modo che così può ancora una volta immortalare questo momento di presenza all'interno dei Penalty Awards. Eccola qui, la targa anche per José Sorbello, presidente dell'AIAC di Catania. Grazie ancora, grazie. Ciao Attilio, complimenti. La pioggia cade lenta sul mio viso, cancella tutti i baci che hai lasciato, salire insieme in cima alle speranze, ma ricadere solo nel mio vuoto, di notte le mie mani nel mio letto senza te.
cosa come un brivido, un sorriso. Adesso i miei ricordi sono il flash di una foto. Di notte le mie mani nel mio letto senza te, lontana lì dove sei, ti agiti sognando baci e demoni, mentre nel mio cuore Parigi muore. Parigi muore, per te ho amato tanto fino a non amare più. La luna in cielo adesso ti manda a dire cosa c'era in quel silenzio, ora che non ci amiamo più. Dove sei, ti agiti sognando baci e demoni, mentre nel mio cuore Parigi muore. Parigi muore. Volevo proseguire con un altro premio speciale, un premio importante. Abbiamo il piacere di avere qui con noi, e lo invito qui sul palco a ricevere il premio stampa 2019, Raffaele Minichino, direttore di Rete Oro di Roma. Raffaele è un po' un mio personale riferimento. Ciao Raffaele, mettiti da questa parte, prego. Allora, Raffaele, pensate un po', da oltre 35 anni racconta il calcio laziale nel territorio laziale, un po' come facciamo noi da soli 8 anni a penalty, però lui veramente ha vissuto tante epoche, tanti giovani che sono diventati poi personaggi importanti. A proposito di premi importanti, voglio sottolineare che il qui presente è l'ideatore del premio nazionale Beppe Viola, nonché del torneo di calcio giovanile Beppe Viola, che altro non è che il secondo torneo più importante dopo il Viareggio. Insomma, una presentazione così conferma la tua grande voglia di continuare a fare sport. Sicuramente, buonasera a tutti, ma soprattutto naturalmente alla città di Enna e a te. Io l'ho denominato in una mia trasmissione l'ambasciatore del calcio della Sicilia, con tutto il rispetto dei colleghi che ho visto prima. Però è nata la nostra amicizia da un anno circa tramite Facebook, poi è stato invitato in una sua visita a Roma in trasmissione e sta nascendo qualcosa veramente di importante. Io confesso, sono 35 anni, effettivamente a Roma potrebbe essere tutto più facile, però una manifestazione così bella, così ben organizzata, ma soprattutto dà lustro al calcio dei dilettanti, che sta nel mio cuore, non esiste. Quindi io penso che con Ettore Tortorici faremo qualcosa in più, ma soprattutto un passaggio, in questo caso, di idea proprio di questa manifestazione dei dilettanti, perché premiare come fai te e come tutta naturalmente anche in questo caso l'assessore allo sport della città di Enna, è importante dare un riconoscimento a tanti ragazzi, dirigenti, allenatori
che naturalmente si sacrificano, e veramente non solo dal punto di vista economico, ma anche le ore della loro vita, che sottraggono soprattutto il tempo alle loro famiglie per la crescita del mondo dei dilettanti. Quindi è qualcosa, lui ha insistito a portarmi qui, tra l'altro bellissima la città di Enna, ma soprattutto la Sicilia, e quindi per me è un onore di essere presente. Tra l'altro Lopresti, che spesso ci incontriamo a Roma, bisogna dire che oggi è stata una lezione, per quanto mi riguarda, per dare una nuova linfa e un nuovo mezzo per creare qualcosa di nuovo, quindi da apprendere veramente tutto quello che avete fatto in questa manifestazione. Guarda, hai parlato di Santino Lopresti ed invito il presidente della FIGC proprio qui sul palco, perché sarà lui a consegnare il premio stampa 2019 a Raffaele Minichino. Buonasera presidente. Consegniamo e così poi parleremo con il presidente. Premio stampa 2019 a Raffaele Minichino, direttore di Rete in Oro. Abbiamo anche un ricordo della nostra bella Sicilia. Ha detto delle parole bellissime, a conferma tra l'altro del fatto che ancora una volta i dilettanti comunque fanno sempre centro con i loro sacrifici, la loro voglia di emergere e poi soprattutto con la presenza, no? Che diventa fondamentale anche per eventi di questo genere. Sì, ho detto bene, io poi conosco bene lui, voglio dire anche il figlio, quindi li conosco perfettamente bene e sono contento per il lavoro che fanno, che ci aiutano, così come il lavoro che fai tu qui in Sicilia per noi è fondamentale e importante. Poi il tuo garbo, la tua cortesia, il tuo modo, senza entrare mai in polemica, senza fare mai una polemica, questo è estremamente importante, perché questo calcio, che è, come dire, un calcio che vive di sospetti quotidiani, non ha bisogno di ulteriore polemica, ha bisogno invece, come dire, di vivere serenamente le domeniche, la settimana, il lavoro che c'è. Io di questo te ne sono grato e voglio riconoscertelo, e te lo voglio riconoscere come lo si diceva poco fa, e lo diceva, diciamo, uno che viene da fuori e che vede per la prima volta una tua iniziativa, una tua iniziativa, e questo ti va a merito. Detto questo, come hai detto tu, ma come ha detto Minichino, qui tu raccogli, come dire, è quel sacrificio di tutti gli attori del calcio, perché qui vengono premiati gli allenatori, che quando salgono qui è tutto merito dei giocatori, noi così non è, voglio dire, sappiamo, perché per me l'allenatore è fondamentale, nel senso che è guida, ma non solo è guida tecnica, è guida tattica, ma anche guida educativa, perché io dico sempre è un allenatore che può fare svoltare una partita nel bene e nel male, ma anche sotto l'aspetto della violenza o della non violenza in campo, perché tanti allenatori poi non diventano educatori, talvolta si perdono in queste cose che, come dire, col calcio o con lo sport in generale non hanno niente a che fare. Tanti giocatori premiati, riconosciuti, tanti dirigenti che, come me, tantissimi sacrifici, come dire, questo è un percorso che io ho fatto per tanti anni e che comprendo perfettamente. Vedere questo entusiasmo, perché poi qui vengono coloro che più o meno hanno vinto e quindi voglio dire c'è l'altra parte, quelli che magari non sono riusciti a portare a compito la stagione programmata, perché poi noi lo sappiamo, il calcio, come dire, tu pensi di vincere e non vinci, non c'è scritto nulla, o viceversa, perché poi tu colpisci il palo, il pallone può entrare, ma colpisce il palo, cambia tutto, e può andare fuori e quindi cambia tutto. Bene, io sono contento per questo lavoro che fate, io sono, come dire, uno che assieme a voi vuole continuare a lavorare nel calcio dilettantistico, io credo fortemente al calcio dilettantistico e come dire, questa nostra disponibilità che è continua, che è costante, la nostra, voglio dire, la mia, della federazione, di Sandro Morgana, del comitato regionale, ecco, vuole essere però un aiuto a capire che questo è lo sport e la violenza con lo sport non c'entra niente. Siccome ancora abbiamo qualche cosa da correggere, ecco, visto che qui siamo gli attori, quelli che abbiamo vinto qualcosa, che avete vinto qualcosa, bene, diventiamo ambasciatori di questo, cioè la domenica andiamo a divertirci e facciamo in modo che quando torniamo a casa non abbiano a telefonare a qualche pronto soccorso o qualche caserma dei carabinieri, ma sanno che finita la partita, dopo 2 ore e mezza si ritorna a casa e si è tranquilli. Anche perché poi lunedì si va a lavorare. Grazie Presidente, ci vediamo dopo. Complimenti ancora a Raffaele. Raffaele Minichino, vincitore del premio stampa 2019 ai Penalty Awards.
Il quarto e conclusivo premio speciale è sempre un premio molto carico di spettacolo, perché all'interno della nostra manifestazione inseriamo il premio personaggio TV dell'anno. Ogni anno sono venuti a ritirarlo tanti nomi del mondo della televisione, dello spettacolo in genere, e quest'anno sono doppiamente contento perché, insomma, a parte che è un amico, è un ragazzo che è cresciuto stagione dopo stagione, diventando veramente un volto molto conosciuto della televisione siciliana. E allora a questo punto chiamo qui sul palco per ricevere il premio personaggio TV dell'anno Cristiano Di Stefano. Tu non sei un giocatore. Non sei un giocatore. Ah no. Mi sembra una fetta di carne, come diciamo noi qua a Catania. Buonasera a tutti, grazie. Grazie per questa accoglienza, grazie per il vostro calore. Tu non sai una cosa, io ho avuto a che fare col calcio, perché... Quando? Un paio di anni fa, io, Chetti e Gaetano, della famosa trasmissione Playa Bonita, siamo stati gli inviati di quelli che è il calcio. Ah sì, avete visto soltanto il calcio? Ho visto soltanto, poi io giocare a calcio è una cosa, infatti guardavo tutti questi ragazzi, premi a destra, premi a sinistra, e se mi vedessero giocare sarebbe veramente un disastro. Vabbè, fai altre cose tu, fai altre cose. Faccio altre cose, riesco discretamente a intrattenere il pubblico. Lo diciamo noi che le fai bene però. Un applauso a Cristiano. Allora, senti Cristiano, prima di ricevere questo premio volevo chiederti a questo punto cosa succederà la prossima stagione, se te ne vai in vacanza oppure insomma... Ma perché non puoi andarci? Ma perché non dovete andare mai in vacanza voi artisti? Mi spiegate perché? Ero là prima, mi era venuto un attacco di sonno, ma non perché la tua trasmissione è noiosa, perché sono reduce da una stagione di insieme e neanche il tempo. Stamattina mi hanno detto guarda che devi iniziare Playa Bonita. Quindi addirittura il mio primo servizio di Playa Bonita stamattina, insieme è finito ieri, che era mercoledì, mercoledì l'altro ieri, e quindi neanche il tempo, come vedi, siamo già al lavoro. Beh, però tu ti diverti facendo Playa Bonita, dai, lo sappiamo. Quello che dicono tutti, e tu ti diverti. 40 gradi sotto il sole, si diverte, giusto? Sei sempre attorniato di belle donne, quindi. Già me ne basta una donna, anzi ce ne sono due, basta. Bastano. Allora, a premiarti con il ritorno qui sul palco, insomma, il presidente della FIGC di Catania, Teresa Chiara, eccola qui. Come se ne capisce, infatti. Poc'anzi è stata inserita in una premiazione per un uomo dello sport, adesso per un uomo della televisione. Allora, consegniamo a Teresa il premio da consegnare a Cristiano Di Stefano. Questo passaggio ufficiale, e lo accompagniamo con l'applauso del pubblico. I volti giovani della televisione fanno piacere, Teresa, perché aiutano anche i giovani a giocare al calcio. Possiamo pensare anche, chissà, un domani che qualche giovane ragazzo può diventare testimonial per questo gioco del calcio puro e pulito? Io direi di sì, però come l'anno scorso, la scorsa stagione, anche questa stagione, diversi esempi di fair play sono avvenuti in campo. C'è stato un ragazzo che ha detto all'arbitro di fermare il gioco perché non era vero che c'era il rigore, quindi tante situazioni si sono verificate in passato. Un allenatore ha fatto in modo tale di raggiungere il pari perché il gol che era stato fatto non era corretto, quindi gesti di fair play ce ne sono. I nostri ragazzi devono essere solo indirizzati da noi adulti perché loro hanno l'animo la maggior parte delle volte puro. E in questo caso, quando ci sono personaggi di questo genere, il messaggio può arrivare più dritto. Certamente. Può arrivare più diretto, anche perché i social network in questo momento sono importantissimi per i ragazzi. Anche la FIGC si è spostata, sia su Facebook, noi pubblichiamo tanto dei ragazzi. Innovazione totale. Sì, per arrivare più velocemente ai ragazzi, con messaggi positivi. Perfetto. Consegniamo a Teresa Chiara anche la targa di partecipazione a questa quinta edizione dei Penalty Awards 2018. Grazie a Teresa e grazie a Cristiano. Grazie a Teresa. Grazie, in bocca al lupo per la stagione prossima. Parlami, la notte sta aspettandomi.
là. Seguimi, tu sai che non ti mentirò, il buio ci unirà di più del rosso di un semaforo. Se lo vuoi, porta pure me, come un tuo regalo da rendermi possibile. Ma vorrei cambiare tutto questo adesso, ma non è possibile adesso, ma vorrei cambiare tutto questo adesso mi darò per te, dove tutto è luce che il buio non può spegnere, perché non è possibile. Tenebre non lasceranno tracce in me, perché la forza che mi dai mi renderà intoccabile. Cercami, la notte sta aspettandomi e so che è un po' difficile vederti solo un attimo. Giurami che quello che farai per me adesso e sempre resterà segreto inconfessabile. Io lo so che quello che ti do è ancora troppo poco per renderti visibile, ma vorrei cambiare tutto questo adesso, ma non è possibile adesso, ma vorrei cambiare tutto questo adesso mi darò per te, dove tutto è luce che il buio non può spegnere, perché non è possibile. Tenebre non lasceranno tracce in noi, perché la forza che mi dai mi renderà intoccabile. I ricordi del passato nella puntata odierna di Aspettando i Penalty Awards, il grande evento che vi aspetta a Caltanissetta giorno 18 giugno alle ore 16 con ingresso gratuito presso il Teatro Regina Margherita. Grazie per essere stati con noi, ci vedremo la prossima settimana. Tutto il meglio del calcio dilettantistico siciliano in un'unica grande serata. Il galà del calcio nostrano va in passerella con la premiazione dei migliori dirigenti, i migliori tecnici, i migliori atleti della stagione calcistica. Una serata esclusiva con il gotha dirigenziale e sportivo del calcio siciliano, le eccellenze dello sport, del giornalismo e dello spettacolo. Presenta Ettore Tortorici.